Ed iniziamo un nuovo vlog. Questa volta qui vi faccio vedere che ho lavato i pennellini prima di usarli, erano nuovi, ho registrato il video acquisti e per cui li ho lavati e adesso si stanno asciugando qui sopra. E di qua adesso devo svuotare la lavatrice. questa sera come cena ho fatto le melanzane fritte col
pangrattato d'uovo, poi il stracchino, quello che ho preso mercoledì al mercato agricolo, e qui sto tagliando al coltello finemente un cappuccio. Adesso mi cimento a fare le polpettine con il macinato e questi spinaci. Ho preso questi dell'Alma Verde Bio Spinaci, non li ho utilizzati tutti, infatti questi ve li ho tirati fuori solo per farvi vedere il marchio e sono da congelatore, e questi qui si sono scongelati. Adesso voglio tagliarli a pezzettini e fare un impasto unico. Ci aggiungo sale, pepe e un uovo, e poi preparo le palline tipo polpette, soltanto che io le schiaccio un po' e poi le passo nel pane grattugiato. Ed ecco qui le polpettine cotte, questo è l'interno. Speriamo di sale e di pepe che siano giuste, altrimenti ne aggiungo sopra. Comunque nel frattempo, perché pensavo di mangiarle con un po' di verdurina o di patatine fritte, come verdurina pensavo i pomodori, che sono gli unici che ho in frigo. C'ho anche i fagiolini però in insalata, adesso vedo, comunque devo ancora decidere. Però nel frattempo mi sono ricordata di avere aperto il pacco di panini per hamburger e mi è venuta l'idea di farmi un hamburger. Taglio a metà il pane, lo rosolo, ci aggiungo una sottiletta della maionese e in mezzo queste polpettine. Adesso vediamo cosa combino, cosa mi ispira di più avanti sera. Allora ho preso, io un pezzo l'ho già mangiato, comunque volevo farvi vedere che ho preso il pane d'hamburger, ci ho messo della senape, ci metto la carne ed ecco pronto il mio paninetto.
con questa ripresa, con il sole un po' messo, messo lì. Allora, siamo partiti questa mattina alle 6:30, adesso sono le 7:30, sta facendo pausa caffè e manca mezz'oretta più o meno per arrivare al mare anche questa mattina, solamente che questa mattina volevamo riuscire a trovare un posto un po' prima, per il discorso che domenica scorsa con l'alta marea abbiamo dovuto passare un pezzo nell'acqua nel tornare indietro, e mentre questa volta vorremmo evitare quel pezzo, per cui vorremmo trovare posto un po' prima dove non arriva l'alta marea. Adesso vediamo se riusciamo a farcela o cosa. Comunque c'è una bella giornata di sole anche oggi. Questa è la spiaggia. Questa mattina ci siamo parcheggiati lì. Quest'oggi ho portato il frigo, quello nuovo che mi hanno regalato alla Bottega Verde con i ponti. È un po' piccolino, però forse riusciamo a farci stare il tutto. E questo qui sarebbe il mare, adesso sole. E questo, se lo inquadra, eccolo inquadra, questo è lo zaino termico che mi sono portata dietro ieri. È quello che si riceve in regalo con i punti di Bottega Verde sui solari. Mi sembra che per il zaino ci vogliano 6 punti. Allora, questa parte qui non è né questa non è termica. Allora io l'ho utilizzato qui per mettere le carte dopo aver mangiato gli snack. Qui l'ho utilizzato per mettere le posate e i tovaglioli, mentre qui dentro è termico e ci ho fatto stare 2 ghiacci, 2 bottiglie d'acqua grande, 2 bottigliette piccole, una di coca e una di tè, e una ciotolina che avevo fatto i fagiolini in insalata come pranzo a mezzogiorno, e 2 ciotoline piccole di snack, però era completamente pieno. E c'era anche una ciotolina con una mela. Diciamo che è arrivato al livello pieno, però una cosa mi piace di questo formato, che le bottiglie sono riuscita a farle stare in piedi, mentre con l'altro che c'avevo, che c'ho ancora, e è più basso e più lungo, per cui le bottiglie sì ci stanno, ma non stanno in piedi, mentre con questo qui sono riuscita a fare stare tutto in piedi. Diciamo che come formato mi piace, forse se fosse leggermente quel centimetro più grande, e soprattutto se ci fosse il termico anche su o qui oppure qui sopra. Poi c'ha queste taschine qui, ma io non le ho usate, ne ho una di qua e un'altra di qua. Come crema solare mi sono riportata dietro questa qui della Bottega Verde, della linea Sole Hibisco Argan con protezione 30, e vi devo dire che continua ad essere un'ottima crema. Io ieri che me la sono veramente messa, a parte che sono stata sotto il sole un po' meno, sono più stata sotto l'ombrellone perché sentivo il sole più caldo del solito, però non mi sono scottata, per cui per me la trovo un'ottima crema. Sono appena stata in negozio Douglas per ritirare un pacco che mi ero fatta arrivare in negozio. Poi vi faccio vedere cosa ho preso. Senza tenervi troppo sulle spine vi dico un marchio: Morphy, e vediamo, poi guardo se c'è tutto. Cosa ho preso? Una cosa e una cosa me l'hanno regalata, se c'è dentro non lo so. Adesso sono qui da Bottega Verde che fa un caldo che fa caldo, perché volevo prendere questo orologio per 1,90 €, facendo una spesa di 10 € per 1,90 €, aggiungendo 1,90 €
ti danno questo orologio, allora se è disponibile spendo 10 euro in qualcosa, e quasi quasi pensavo di prendere i doccia estivi che io poi posso usare anche come lavamani, e così posso prendermi anche la borsa mare con 4 punti. Mi sembra che ci vogliano 4 prodotti sui solari per ricevere la borsa mare. Adesso andiamo a controllare, mi igienizzo le mani, metto mascherina e andiamo. Volevo farvi vedere la macchina che segna 34,5 gradi e sono le 16:03 del pomeriggio. E con questo caldo bestiale sono appena stata da Bottega Verde, non ho preso la borsa con qualcosa, con prodottini solari, c'erano anche i doccia ma non li ho presi, li avevo già presi l'altra volta, era soltanto nel non trovare altre novità, nella mia testa avevo pensato di prendere quelli, ma ho trovato delle novità in fatto di doccia. Poi ve le faccio vedere. Così ho preso 3 doccia nuove profumazioni, in più mi sono fatta dare anche l'orologio, è un po' grandino, però da portare così in estate credo che ci possa anche stare. Questa è la palette Morphe numero 35M, che è quella che mi sono fatta arrivare, e dal sito, vedendo la foto, mi sembravano i colori, anche forse la telecamera un po' li fa più chiari di quello che sono, comunque me le immaginavo più chiari come colorazioni. C'è la cartina qui con tutti i nomi degli ombretti, e come campioncino mi hanno dato un fondotinta di Bar Mineral, un profumo Libre che lo devo ancora sentire. Questo è già il terzo campioncino che ho a disposizione e devo provarlo, e 2 campioncini qui, uno di Dior e uno di Shiseido. Per quanto riguarda Bottega Verde, allora questi sono i 3 doccia nuovi. C'è estratto di bellezza, fiori di ciliegio, lampone e rabarbaro. Questo invece è fiori di loto, limone e finocchio. Questo invece è camellia, arancia e carota, per cui ho deciso di provare queste. Poi mi sono presa del Monoi Tiare, il balsamo per capelli e anche il lavamani. Questo sarebbe l'orologio che ti davano in omaggio con 10 euro di spesa. L'orologio costa 1,90 euro, però come vedete il quadrante è abbastanza grandino, diciamo che riesco a utilizzarlo lo stesso, però è abbastanza grande, e la batteria è inclusa, se non sbaglio ad aver capito come primo utilizzo. E stamattina, con questo sole che sparafrescia da qui davanti, sto per andare a fare la spesa alla Famila. Manca circa un quarto d'ora perché aprano. Sono un po' in anticipo, ma meglio in anticipo che in ritardo. Poi non so se lo faccio perché volevo andare dalla parrucchiera a farmi un po' di scalatura su questo lato, su questi capelli. E adesso vediamo se lo faccio, perché pensavo vado a farmi la spesa, poi passo dalla parrucchiera e vediamo quando ho a posto solo per il taglio, perché in lunghezza non volevo tagliarli, giusto se vede la necessità di darmi una spuntatina. Anche il ciuffo non volevo tagliarlo perché mi trovo meglio a mettere i capelli dietro le orecchie, specialmente con questo caldo. Se avessi la frangetta sarebbe sudata 24 ore su 24, per cui meglio così. Però su questo punto me li vedo poco scalati, perché se anche questi che partono da qui, se io li tiro rispetto a questi qui più lunghi, sono veramente poco scalati. Volevo dare un sfoltimento su questo lato della testa. Adesso vediamo se lo faccio oppure no. Comunque aspettiamo che apra la Famila. Intanto mi sto cucinando in auto, ho aperto, se vedete,
parte di qua, no, di qua forse vedete questo, un po' i vetri qui dietro che passi aria, perché ieri sera c'è stato anche un temporale, per cui questa mattina la temperatura non è proprio calda calda, però sempre estate siamo. Ok, mi preparo ad andare a fare la spesa. Ed eccomi qui con la spesa di questa mattina. Questa mattina ci ho dato 88,84 €. Mi hanno dato questo foglio che hanno aperto il Famila Drive. Praticamente si può fare la spesa via internet e poi la vai a ritirare in negozio. Hanno proprio aperto un'area dedicata dove ci sono le indicazioni per andare in auto a ritirare la spesa, e come pagamento si può fare sia online che al momento del ritiro. Comunque vediamo quello che abbiamo preso questa mattina. Allora ho preso 5 confezioni di Coca Zero, una confezione di questo tè alla pesca del marchio Selex, che è proprio il marchio che tiene la Famila. Poi ho preso del frantoio Redoro olio extravergine di oliva per condire la verdura, e iniziamo a svuotare il sacchetto. Prima di tutto le uova. Poi ho ripreso degli snack, perché quelli che avevo preso tempo addietro per il mare sono quasi finiti. Allora li ho ripresi e se vanno utilizzati per il mare ce li ho, altrimenti vengono mangiati come dolcetti. Allora ho preso il duplo. Poi qui ci sono 3 confezioni di gran cereali. Ho preso tutti e 3 i tipi che c'erano. Allora questo è nocciole e cioccolato fondente, questo è grano, mandorle e semi di zucca, mentre questo è mandorle e mirtilli. Nel reparto gastronomia ho preso volevo prenderne 2 perché siamo in 2, però poi ho pensato, se non è molto buono ne prendo uno, intanto lo assaggio e eventualmente la prossima volta ne prendo 2. Così ne ho preso questo spiedino fatto di gamberoni. Loro lo chiamano spiedini di mare, però mi sembrano gamberoni. Come affettati ho preso la mortadella, il prosciutto cotto e la bresaola. Ho preso questo pezzo di formaggio sul morbido che si chiama formaggio latteria cremoso, che vedete è sul morbido, perché se giovedì riesco ad andare al mercato agricolo volevo prendere le melanzane per fare la parmigiana, per cui piuttosto di metterci la mozzarella ho pensato di metterci questo formaggio tra uno strato e l'altro. Una confezione di zucchero, una confezione di petti di pollo a fette. Qui ho preso un affettato che non ho mai preso, salame di il golfetta, non l'avevo mai preso, è pasta di salame, però ha questa grandezza, è più grande dei classici salami che qui sono abituata a vedere. Comunque l'ho preso. Poi una confezione di tonno, sempre riomare all'olio d'oliva. Un'altra confezione di dolcetti, perché questi biscottini so che sono buoni, visto che li ho visti li ho presi. Un altro tè della Fuzzy Tea, ho preso tè con una nota di rosa, è tè alla pesca con una nota di rosa, e anche questa qui è una novità che ho preso per l'assaggio visto che adesso con il caldo si usa di più anche bere. Poi una mozzarella di bufala, quella in bocconcini, che è questo marchio, la Perla del Mediterraneo, la trovo buona. I mazzancolle in saor, che so che sono buone. Per mezzogiorno ho preso l'insalata di farro, una confezione di Simmental, 2 oransode, e di qua ai limi che ne penso, eccolo qua, ne ho prese 2 confezioni, e i Kinder Bueno sempre come snack.
Per quanto riguarda la parrucchiera che vi avevo detto che volevo andarci, ci sono andata, cioè ho fatto la spesa, sono passata dalla parrucchiera, le ho chiesto quando ha tempo, giusto per darmi quel sfoltimento che vi dicevo, e mi ha detto se hai tempo fermati pure che ti faccio subito. Allora mi sono fermata subito, in un'ora e un quarto, tagliati, piastrati, perché mi ha fatto i boccoli, però non è che, cioè, boh, non è che sia molto convinta che mi piacciono. Comunque ho provato a farmi la piega con il ferro per fare i boccoli, e questo sarebbe il risultato, che me li ha giusto sfoltiti di più, specialmente qui dai lati, qui che era troppo pieno. Questo sarebbe, se riesco a farvi vedere il retro, eccolo qui, questo sarebbe il retro di questi capelli, cioè quello che non mi piace molto è come mi stanno qui davanti. Comunque qui dietro invece mi convincono di più. Avevo quasi paura che tagliandoli di rovinare i colpi di mesh che c'ho su, però ho pensato intanto li taglio e poi in mano anche, cioè se non mi vedo, che mi vedo il colore che è troppo sbiadito, specialmente su questo punto, posso sempre andarmelo a rifare. Adesso mi ricontrollo qualche giorno e vediamo se decido di ripassare per fare il colore. Anche però per fare il colore in questo periodo estivo non ne sono molto convinta, perché con la salsedine del mare si seccano di più i capelli e già il colore un attimino li secca, per cui vediamo cosa faccio. Intanto ho fatto la cosa principale che avevo in mente, cioè tagliarli. E dalla parrucchiera ho speso 47 tra shampoo, taglio e messa in piega con il ferro, che potevo tranquillamente evitarmela, però anche lei mi fa prova qualcosa di diverso, prova con il ferro, e questo è il risultato. Ok, vado a mettere via la spesa. Sono appena tornata da un giretto, sono andata a Montebelluna, non vi ho parlato dalla macchina perché c'è l'aria condizionata che va a 1000 e disturba la registrazione, per cui vi dico adesso che ho fatto 2 passi intanto, poi sono passata a prendere il gelato per questa sera e sono ripassata da Piazza Italia, visto che ci sono quei buoni che ogni 15 euro ti scalano 5 euro. Questi sono i buoni che ti danno e questa è la spesa che ho fatto. Costava 32 euro in totale, ma con i buoni, grazie ai buoni, ho pagato 22. Ho preso un altro paio di pantaloni corti, adesso spero che si capisca che sono corti, questa canottiera lavorata così un po' luccicosa e quest'altra canottiera fatta così. Mentre di qua ho preso il gelato e ho preso il primo gusto di qua, è liquirizia, bacio bianco e ricotta caffè, qualcosa del genere. Comunque adesso lo metto in congelatore perché vedete che si sta sciogliendo tutto. Mi sono già messa la mascherina perché vedete questo qui è un paraorecchie della parrucchiera. Ieri io non me lo sentivo, me ne sono accorto quando sono arrivata in macchina che ce l'avevo, per cui ho deciso, spero che mi sentiate perché mi sono già preparata, perché devo fare le cose in fretta, perché volevo andare anche da Sephora a vedere se c'era il nuovo mascara di Urban Decay e poi alle 10:30 avrei appuntamento per una lampada, ma sono le 9:30, per cui vediamo se riesco a fare tutto. Intanto riporto il paraorecchie. E con tutta la mia fretta sono 10 minuti in anticipo per andarmi a fare la lampada. Comunque il mascara mi ha detto che dovrebbe arrivare di oggi e per cui domani mattina dovrebbe essere disponibile per la vendita, e visto che domani mattina devo andare sempre in piazza Castelfranco per il mercato agricolo, gli ho detto provo a passare domani mattina perché proprio mi incuriosisce questo scovolino strano. Ok, adesso aspetto 10 minuti e poi vado a farmi la lampada. Sono appena tornata da un giretto e nel pomeriggio è sempre più caldo del mattino perché sento anche l'aria condizionata della macchina che va. Comunque sono passata in agenzia per avere una certezza in più se ad agosto si faceva il giro per la Puglia,
e mi ha detto che per il momento è confermato, poi vediamo. Comunque mi ha detto che è confermato, perché anche perché se è confermato tra una quindicina di giorni devo portargli anche il saldo, per cui ho preferito andare a chiedere se è confermato o cosa, giusto per capirmi se questo giro in Puglia si fa oppure se devo cercare qualcosa qui in Veneto, di rimanere più nelle vicinanze. Poi sono passata dal fruttivendolo a prendere veramente un po' di frutta per questo giro, faccio vedere cosa. Ho preso l'anguria che adesso metto subito in frigo e spero che perché già era in frigo e spero per questa sera di poterla già mangiare. Ho preso delle noci pesche, delle mele, una confezione di uova, le noci. Ne ho prese 2 confezioni perché questo tipo di confezioni di noci non sempre ce li hanno. Se vede, penso io che sia un prodotto che va venduto e poi è finito il ristocco lo fanno più lentamente, e così ne ho prese 2 confezioni. Poi ho preso, per cambiare dai soliti pomodori che ultimamente si mangiano, ho preso anche questa salatina qui, un misto di mistican tutto insieme, per mangiarla penso domani a mezzogiorno, perché questa sera pensavo sempre di fare i pomodorini, 2 bruschette e l'anguria o poi qui la frutta che c'è. Ed ecco qui la cena per questa sera. Ho utilizzato il pane da bruschetta che l'ho finito, e questo qui bruschelle morato. Ci ho messo uno strato su entrambi di questo qui che saper di sapori, che è patè di carciofi e tonno, però il gusto che prevale è quello di carciofi. Poi ci ho messo del tonno che avevo una mezza scatoletta aperta già da oggi pomeriggio, adesso ci sto mettendo sopra il salame golfetta che l'avevo preso al Famila l'altro giorno, e di qua devo preparare la verdura. E eccomi qui, appena stata al mercato agricolo, ho preso un po' di cosucci, sono arrivati anche i fagioli, così ne ho presi un po' che io di solito li metto in congelatore e ci passo l'inverno. Poi in questo paese che non mi ricordo mai, Salvarosa, Salvatronda, hanno aperto una nuova caffetteria e panetteria, infatti qui sono appena stata a prendere un po' di cosucce e vediamo. La prossima volta però provo ad assaggiarmi il caffè, perché questa volta non mi sono fermata. Comunque questo locale sarebbe da quello lato lì, e vediamo questi prodottini come sono, poi ve li faccio vedere, perché ho preso dei biscottini confezionati, focaccia, pane e 2 croissant, uno alla crema e uno al pistacchio, giusto per assaggiarli, per rendermi conto se sono buoni oppure no, così poi o domani mattina potrei farmi un giretto e provare ad assaggiare il caffè con croissant qui nel locale. Intanto mi assaggio il croissant extra diciamo, me lo assaggio oggi a mezzogiorno. Ne ho preso uno al pistacchio e uno alla crema, sentiremo che gusti c'hanno. Ok, adesso faccio il ritorno perché comincia a fare anche caldo. Penso che sentiate che la macchina ha l'aria condizionata che va a 100, va in continuo, e poi vi faccio vedere cosa ho preso, perché il pesce, cosa volevo dirvi, il sugo o il tonno, che di solito è quello che prendo o che vado a prenderli oggi pomeriggio oppure domani in giornata, adesso vediamo come mi organizzo. Ecco quello che ho preso dal mercato agricolo. Ho preso fagiolini, cetrioli, qui ho preso un po' di fagioli, sono sui 2 kg, pomodorini di questi piccoli, ne ho prese 2 confezioni, comunque in frigo me ne sono avanzati ancora della settimana scorsa. E di qua sono le 3 melanzane, perché in questi giorni vorrei fare la parmigiana, ma le melanzane le vedo belle, per cui non sono costretta a farla oggi, posso farla anche domani o dopodomani. Mentre dal negozietto, quello nuovo che vi dicevo che è caffetteria e panificio, come pane ho preso queste 2. Non aveva molta scelta come pane, diciamo, però aveva questa focaccia qui con le patate e il stracchino, allora ho deciso di provare a prenderla. Come dolcetti ho preso questi
questi qui che non so neanche come si chiama, tronchetti, che li ho pagati 3,50 euro, mentre i cantucci alle mandorle 4,10 euro, e qui dentro ci sono i due croissant, uno alla crema e uno al pistacchio da assaggiare. Per quanto riguarda i croissant, li abbiamo assaggiati oggi a mezzogiorno. Diciamo che io ne ho assaggiati di migliori, anche perché avevano quel strato sottilissimo di crema, sia l'uno che l'altro, che non mi ha molto ispirato sinceramente. Mi piacciono quelli pieni di crema, e anche la sfoglia, sì, ma ne ho mangiata di meglio. Comunque mi aspettavo qualcosa di meglio per quanto riguarda i croissant. E adesso, come vi avevo anticipato, volevo andarmi a prendere il pesce per questa sera. Vediamo cosa ha di pronto, e eventualmente anche un po' di gelato, visto che fa caldo. L'anguria l'abbiamo mangiata mezza oggi a mezzogiorno, quella che vi ho fatto vedere nelle clip precedenti. Mezza è stata mangiata oggi a mezzogiorno, però per non rimangiare l'anguria anche questa sera e tenerla per domani a mezzogiorno, questa sera di fresco mettiamo il gelatino. Però comunque la macchina mi segna 32 gradi anche oggi. Dal pescivendolo non ho trovato il sugo pronto, per cui ho preso solamente il tonno, che ci aggiungo io della verdura, o che faccio i piselli con un po' di prosciutto e cipolla, oppure dei pomodori che ho in frigo. Adesso vediamo cosa combino. Di qua invece questo è il gelato, questo ne riuscite a recuperare, e adesso lo metto subito in congelatore perché, come vedete, si sta un po' sciogliendo. Ed ecco qui il tonno che lo sto rosolando sulla piastra, lo rosolo da entrambi i lati, e poi questo è pronto, e ci ho aggiunto un po' di pomodorini. Volevo fare anche le patatine fritte, però poi ho pensato che, visto che ho anche degli wuster in frigo da fare, che le patatine potrei farle con i wuster e con questo, visto che c'è anche il gelato questa sera, di tenermi sulla verdurina. Vediamo, per il momento comunque questo l'ho preparato, le patatine sono lì che mi attirano. E stamattina mi sono fatta qui una piccola listina di 4 cose per il momento ci ho scritto, e pensavo questa volta, per la prima volta, di non mettermi i guanti per andare a fare la spesa, ma di disinfettarmi le mani con il disinfettante che hanno all'entrata. Questa volta pensavo di fare così. Me li sono portati dietro perché nei supermercati vedo ancora che c'è chi li usa e chi non li usa, però pensavo qui da Tigotà di disinfettarmi esclusivamente le mani. Ed eccoci qui con la spesa da Tigotà, il sacchettone riutilizzabile. Me l'hanno dato, cioè te lo danno loro, questo qui di tessuto più grosso. Mi sembra che sia anche da pagare, però è riutilizzabile, non è di quelli di plastica fine che si rovinano. Allora, ho preso le ciabatte, avevano solo queste con questo tipo di antiscivolo, le ho prese fucsia e anche rosa, visto che c'erano, anche perché a me non è che durino molto, perché ho provato a lavarle, ma la spugna che c'è qui sotto sul piede si ammucchia tutta e non riesco più a distenderla per stare comoda con il piede, per cui quando sono troppo sporche le getto via. Poi ho preso il detersivo in polvere, ne ho presi 2. Ho preso questo che era quello che costava meno, ho pensato lo provo e vediamo come va. Di solito con la polvere non sto lì a guardare di che marca sono, ma prendo quelli in offerta, oppure come in questo caso quello che costa meno. Poi ho preso il Calgo, questo qui igienizzante dovrebbe essere, e questo qui verde, e ho preso la scatola quella più grande perché avevano la confezione anche più piccola. Io ho preso questa più grande. Mister Muscolo, che era anche in offerta, questi qui per gli ingorghi. Poi ho preso 2 di questi balsami, ho voluto provare a cambiare balsamo. Ne avevo uno sempre di Garnier, quello fatto ai frutti,
per capelli ricci e ho deciso di provare questo qui ultra dolce balsamo crema ricostituente per capelli fragili che si spezzano. Ne ho prese 2 confezioni, una confezione di ammorbidente, visto che c'era questo qui all'argan con fiori di arancio, la Maman solito, anche se come ammorbidente per il momento non è che sia senza, perché ho ancora la scorta fatta mesi fa. In teoria in dispensa ne dovrei avere 6 confezioni di ammorbidente, non solo di questo, un po' un misto, ma comunque l'ho preso. E per finire ho preso il Bref, il profumo per il VC. Ed ecco qui tutta la mia spesa d'attività e ci ho dato 35,55 €. Infatti in questo vlog vedrete 2 domeniche perché ho registrato di più, perché praticamente pubblicavo i vlog 15 giorni dopo averli già registrati e mi sembra, cioè comincio a rendermi conto che forse è un po' troppo, allora cerco di avvicinare di più i giorni dal momento della pubblicazione, per cui in questo caso per allungare i giorni ho fatto più giorni di registrazione, spero di essermi spiegata. Comunque è domenica, stiamo andando a mangiare fuori, andiamo alla birreria Pedavena, poi vi faccio vedere che pranzo che c'è, ma vi dico già che se c'è lo spiedo prendo lo spiedo. E ho in mano il nuovo mascara di Huda Beauty, il Legit Lash, e visto che su una clip che vi avevo fatto dopo 3 ore mi aveva macchiato qui sopra, ho deciso di riprovarlo oggi uscendo. Infatti me lo sono già messo, prima ho messo la parte volumizzante su un occhio, poi la parte covante, ho fatto la stessa cosa sull'altro occhio, prima il volume e dopo il covante, e adesso vedo se mi macchia qui sopra oppure se è stato semplicemente un caso di quel giorno, perché sinceramente gli altri mascara, che prendi fiato, gli altri mascara non mi macchiano qui sopra, per cui adesso vediamo questo. Comunque adesso mi cambio e vi faccio vedere cosa mi metto. Ho deciso di mettermi questi pantaloncini corti in jeans e questa canottiera fatta così. Adesso me la devo provare, vediamo come mi sta. Poi mi metto le scarpe da ginnastica perché in teoria dopo mangiato vorremmo andare a passeggiare sul Piave, lì ci sono i sassi, per cui è meglio che metta le scarpe da ginnastica. Siamo incolonnati e qui il navigatore segna rosso per un bel po' di strada.
siamo sempre a Pedavena e hanno riaperto praticamente il mercatino che c'è qui a Pedavena, e qui abbiamo fatto anche degli acquistini. Praticamente abbiamo preso delle gallette, qui cosa abbiamo preso? Cipolla e zucca, che è una composta da mettere sui formaggi e carne. Qui il nome non me lo ricordo, è un insaccato. Soppressa. No. Brecciola. È bracciola insaccato, e qui ci sono 2 bottiglie Di vino di liquore, di liquore, uno alla prugna e uno alla liquirizia. E adesso ci facciamo una passeggiata lungo il Piave, però prima vuole il caffettino nel baretto. E qui ci sono le panchine e lì ci dovrebbe essere il baretto, sempre se è aperto, ma sì, forse è aperto. Ed eccoci arrivati nella zona dei laghetti. Qui, come vedete, c'è il laghetto piccolino. Qui ci sono i pesciolini e stiamo dando da mangiare ai pesciolini. Avete visto che l'hanno mangiato? Ci stiamo dando del pane. Okay. Ci sono anche questi passaggi che ti avvicinano di più al laghetto, sono molto carini. E qui invece siamo nel laghetto delle tartarughe, che sono qui acquatiche adesso, non so se riesco a farvele vedere. Ne abbiamo una che ci è venuta a trovare qui vicino. Ci siamo addentrati nei sentieri, vedete come sono così. Abbiamo cambiato paesaggio, qui ci sono più sassi. Vi stavo dicendo che stiamo cambiando un po' paesaggio, che qui ci sono più sassi perché ci stiamo avvicinando al Piave. Anche manco acqua, perché non è bagnate in mano. Noi ci siamo tirati all'ombra, però come vedete c'è gente che prende il sole, a parte chi c'ha lo sdraio, ma chi è senza, non so come faccia a stare sui sassi. E anche questa domenica passata siamo partiti alle -10 alle 11 questa mattina, adesso sono le 18:25 di sera. Mi vedete con una canottiera diversa da quella che vi avevo indicato, perché non mi piacevano, non mi sentivo a mio agio come mi stava, e ho deciso di mettermi questa con questi pantaloni corti che sono quelli che ho preso da Piazza Italia, che hanno questa lunghezza un po' più sopra del ginocchio, che mi sento a mio agio portarli.
Ok, per quanto riguarda il mascara, ha resistito bene, come vedete ce l'ho ancora addosso e non mi ha assolutamente sporcato qui sopra, per cui il fatto che mi abbia sporcato l'altro giorno era solo un caso di quel giorno. In questo momento mi vedo a posto. Ok, mi tolgo il mascara, mi cambio, mi metto più comoda con una mezza tutina, con quei completini estivi comodi comodi e basta. Io per quanto mi riguarda non faccio neanche la cena. Ho un po' di tè avanzato che l'avevo fatto questa mattina, ci aggiungo un po' di zucchero giusto per insaporirlo un po' e penso di bere perché sempre sì ce le ho. Ok, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!